Allora Sindaco, io intanto volevo fargli i complimenti per la Casa dell'Acqua, perché a Porto Gruaro l'hanno pubblicizzata ad aprile, ma la stiamo ancora aspettando. Invece vedo che a Cinto come stanno andando le cose, bene? Beh, chi la gestisce è contentissimo, i cittadini prima di tutto sono quelli che dovrebbero avere l'interesse maggiore, sono contenti, ringraziano anche per il servizio per il momento gratuito dell'acqua, ma anche quei prodotti a pagamento si trovano veramente bene, per cui sicuramente un risultato ottimo. So che tanti comuni ci chiedono anche il tipo di convenzione che abbiamo fatto con chi ha realizzato l'opera, c'è intenzione anche in altri comuni di fare questo. Comunque siamo contenti di essere stati i primi a aver portato avanti questo discorso. Posso chiederle come mai l'acqua, un aspetto positivo, da pagamento è ancora gratis? Abbiamo un problema proprio con l'acquedotto perché è un discorso di regolamento, lo stanno definendo adesso per cui a breve rientrerà anche essa pagata, essa a pagamento, però a un prezzo veramente irrisorio, Dov'è? 0,06 centesimi, per cui non abbiamo un terzo dell'acqua minima che troviamo in altre parti. Poi abbiamo il discorso che sicuramente meno rifiuti, perché si usa contenitori in vetro. Sì, infatti me ne sono accorto anch'io che vengo, anche se sono da Sumaga, vengo a prendere l'acqua qui a Cinto e mia madre si è accorta perché nel bidone appunto da plastica di solito era pieno, quando era dopo 2 settimane, invece adesso è quasi la metà. No. E questo sicuramente è un vantaggio per i rifiuti. Può essere qualcosa di svantaggio per la raccolta differenziata perché ci sarà meno raccolta differenziata, per cui meno introiti anche da parte dell'ASL. Comunque l'ASL è ben contenta di questo, anzi stiamo vedendo se è possibile far sì che chi usa il vetro abbia uno sconto anche sulla tassa immondizia. Anche se c'è meno consegna di materiale riciclabile, meno consegna di materiale riciclabile, però solo l'idea di consumare meno sicuramente è qualcosa di interessante per tutti. Quindi lei non sa ancora dirmi quando verrà a pagamento l'acqua? No, stiamo vedendo con l'acquedotto, ma penso a breve. Perché ma lei ha avuto delle difficoltà con la società dell'acquedotto per l'installazione cioè dal punto di vista burocratico era complessa la materia? No, non c'è nessuna complessità per questo, basta la volontà da parte dell'ente, di chi gestirà e da parte dell'erogatore, anche con il latte sta andando veramente bene. Perché un latte è garantito, un latte che tutti i giorni viene da Sumaga, da un'azienda di Sumaga, tutti i giorni viene controllato e cambiato, se avanza viene portato via, per cui non abbiamo avuto nessun problema. Questo è sicuramente un beneficio. Quindi l'unica cosa, tra virgolette, che il comune di Cinto ha dato è la collocazione della casetta e poi il resto l'ha messo... Ha messo la ditta che segue i lavori. Comunque c'è anche la possibilità, la ditta è disponibile a vendere tutto il blocco e far sì che il comune possa diventare anche gestore. Noi non avevamo un importo tale possibilità di fare direttamente da gestori, acquistare e fare gestori. So che comunque in un paio d'anni sarebbe pagato l'impianto. Si verrebbe ammortizzata la verrebbe spesa. ammortizzato tranquillamente. Noi abbiamo dato lo spazio secondo me più idoneo perché è al centro, usufruibile da tutti quanti, non è periferico, zona controllata per cui ci sono le telecamere. Finora da agosto non c'è stato nessun atto vandalico in quella zona, per cui sicuramente